provincia di Venezia piange un altro morto sul lavoro. Un operaio di 22 anni di Caorle ha perso la vita cadendo da un traliccio dell'alta tensione in Lombardia. Un bambino sempre disponibile, aperto, il collante che teneva unita la classe. Stamane funerali di Andrea Marigo, la presenza di oltre 1000 persone sconvolte per la sua perdita a causa di un incidente con la bicicletta. L'omicidio aspresiano della 31enne Anica Panfila, i carabinieri del RIS di Parma, nella casa dell'ex datore di lavoro Franco Battaggia, il mistero del buco di un'ora dal loro incontro a un ipotetico terzo soggetto. Sequestrato dalla Guardia Costiera un cantiere navale di imbarcazioni lussuose, denunciato il titolare per reati ambientali. Legalità, ambiente e impresa nel percorso organizzato da Union Camere per sensibilizzare i ragazzi delle scuole superiori, giunto alla sua quinta edizione. Istituire anche a Venezia la figura del sindaco notturno come a Londra e New York, la proposta del Partito Democratico per gestire la città e i suoi problemi di notte. Una festa di Sant'Antonio da record per il gruppo Media Nord-Est, Rete Veneta che ha trasmesso in diretta la lunga giornata di celebrazioni, la prima TV in assoluto per ascolti. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito in primo piano la cronaca, la provincia di Venezia infatti piange un altro morto sul lavoro. Un operaio di 22 anni di Caorle ha perso la vita cadendo da un traliccio dell'alta tensione in Lombardia. Era un operaio specializzato in lavori in quota alla rete elettrica. Ad essergli fatale è stata proprio una caduta da un traliccio dell'alta tensione mentre era al lavoro nella zona industriale di Castagnato, in provincia di Brescia. Sami Macuculi aveva appena 22 anni, era cresciuto in Albania ma poi si era trasferito a Caorle. Abitava col padre a Porto Santa Margherita. In Albania erano rimasti la madre e il fratello, oltre alla fidanzata che avrebbe presto sposato. La tragedia si è verificata martedì pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della caduta la rottura di un grosso cavo di sicurezza, ma saranno le indagini dei tecnici del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, intervenuti per i rilievi assieme ai carabinieri, a chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. L'unica certezza è che Sami è precipitato da quasi 50 metri d'altezza, una caduta che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto sul colpo. Ed è l'ennesima vittima sul lavoro, un altro nome che si aggiunge alla drammatica lista di chi non è più tornato a casa da una giornata di lavoro. Questa mattina l'ultimo addio al piccolo Andrea Marigo, un bambino sempre disponibile e aperto, era il collante della classe. Lo ricordano così le oltre 1000 persone presenti al funerale. Sul feretro le rose rosse e bianche, una maglietta con le firme di chi gli voleva bene e la sua foto, quella di un bambino che tutti definiscono sorridente, aperto agli altri e sempre disponibile. Nel corso di quest'anno ti abbiamo visto costruire ponti tra i tuoi compagni affinché nessuno si sentisse mai escluso. Questo eri tu, Andrea, il collante che teneva insieme la classe. Oltre 1000 persone questa mattina hanno voluto dire addio ad Andrea Marigo, il bimbo di 11 anni che sabato scorso ha perso la vita in un incidente stradale in sella alla sua amata bicicletta. La cerimonia funebre si è svolta nel campo sportivo di Campo Croce di Mirano, un luogo che Andrea amava, il pallone e la bicicletta, le sue grandi passioni. I nuovi compagni della prima media appena conclusa e gli insegnanti, quelli delle elementari, gli animatori, mamma, papà, la sorella e i nonni. Tra le lacrime forse l'incredulità nel dover dire addio a una vita spezzata troppo presto. Con la scintilla di quell'amore che ci è durato durante la tua breve vita, ma preziosa. Con tanto amore e affetto le tue maestre. Presente il sindaco Baggio e altri primi cittadini, così come l'ex sindaco Pavanello. È una tragedia che non si può commentare, che lascia senza fiato, senza parole. Io ringrazio i sindaci dei comuni vicini che hanno voluto farci sentire la loro presenza e ringrazio soprattutto la città, i cittadini e cittadini, i bambini, le ragazze, per come sono riusciti a stringersi intorno alla famiglia.
Decretato il lutto cittadino con i negozi rimasti chiusi durante la celebrazione che è terminata con il lancio di palloncini bianchi e colorati. Ciao Andrea. Poi il corteo ha accompagnato Andrea nel suo ultimo viaggio. E saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 16 a Carpenedo i funerali di Barbara Trentinaglia, la 56enne che domenica all'alba ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Jesolana in via Trezia a Quarto d'Atino mentre si recava a lavoro scontrandosi con un'altra auto. E torniamo ora sul giallo di Anica, giornata di sopralluoghi nella casa del veneziano Franco Battaggia. Prima il giardino, poi gli interni. Casa Battaggia è stata battuta palmo a palmo nella prima giornata di sopralluoghi da parte del RIS di Parma, accanto agli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, guidati dal tenente colonnello Giovanni Mura. L'inizio delle operazioni in via Europa ad Arcade alle 9:40 del mattino. Con i militari ci sono anche il PM, titolare dell'inchiesta, Valeria Peruzzo, e le legali del proprietario di casa, Franco Battaggia, appunto 76 anni, attualmente l'unico indagato per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata esanime sul greto del Piave. L'uomo sarebbe stato l'ultimo a vedere la donna, ex dipendente della sua pescheria a Spresiano, attività che rimane aperta, così come l'indagato sul quale non pendono misure restrittive continua a lavorare e vivere una vita normale per quanto possibile. Posso solo dirvi che, come vedete, sono in corso delle attività di indagine, per cui al momento la difesa non rilascia nessuna dichiarazione. Lei ha sentito il suo assistito? Mi scusi. Avvocato, possiamo sapere dov'è Battaggia? Solo questo? Può dirci qualcosa? Vi chiedo solo la cortesia di lasciarci lavorare. Capisco che il vostro lavoro adesso dobbiamo concentrarci su questa fase qua. Nella villetta da lunedì scorso sotto sequestro si cercano tracce di un possibile passaggio di Anica, le impronte, il DNA. Chiaro che i metri più sensibili siano quelli tra il pianerottolo di casa e il garage del seminterrato. Sotto osservazione ci sono anche le auto di proprietà di Battaggia. Si tratta di capire se tra queste mura ci sia stata un'aggressione letale con il corpo della donna trasportato poi nei pressi del canale della Vittoria e qui abbandonato per essere trascinato dalla corrente. Ipotesi o suggestione saranno le analisi a stabilirlo. A presenziare all'operazione c'è anche Fabio Amadio, legale dell'attuale compagno di Anica. Siamo venuti a vedere le operazioni del RIS, ci auguriamo che ne esca qualcosa. Potrei entrare, ma sinceramente c'è già troppa gente e ho avuto l'impressione che il comandante dei RIS preferisse non avere tanta gente dentro per poter operare meglio, per cui sicuramente la mia posizione non è una posizione che necessiti di essere presente. Le mie indagini le sta facendo il RIS. Chiarezza che chiedono in tanti qui ad Arcade, dove però i dubbi sono ancora tanti, troppi. Io parlo personalmente, io non penso che sia quel che sia, non mi sembrava una persona così, visti i suoi trascorsi, non credo che uno abbia ancora in mente di fare o di passare anni e anni dove non deve andare. Sarebbe assurdo che andasse a rovinarsi gli ultimi anni di vita per cosa? Tanto donne ne ha, soldi ne ha, che senso ha? È già pratico praticamente di tutto, no? Farsi fregare a 76 anni. Non, secondo me no. Vedo sempre quelle pattuglie e speriamo che venga fuori il colpevole praticamente. La cronaca ci porta ora a Chioggia, sequestrato un cantiere navale di imbarcazioni lussuose. La Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Chioggia, assieme all'ARPA, aveva scoperto e sequestrato un cantiere navale del Polesano senza le autorizzazioni ambientali per lo scarico dei reflui e delle emissioni atmosferiche. Il cantiere, che occupa una superficie di 18.000 metri quadrati e che svolge soprattutto manutenzione di imbarcazioni di lusso, avrebbe scaricato gli scarti delle lavorazioni in un corso d'acqua adiacente all'impianto senza alcun trattamento. I gas prodotti dalla verniciatura nel capannone sarebbero stati emessi senza autorizzazioni e garanzia di trattamento e filtraggio. Denunciato il titolare del cantiere per reati ambientali con il sequestro di tutti gli scarichi non autorizzati e dell'impianto di filtraggio del gas. La Procura della Repubblica di Rovigo ha chiesto e ottenuto la convalida del sequestro preventivo finché non verranno ottenute le autorizzazioni di legge.
Cambiamo ora argomento, legalità e infiltrazioni mafiose, un percorso per gli studenti di Union Camere. Insegnare agli adulti di domani la legalità è l'obiettivo del percorso intrapreso dalla Camera di Commercio, giunto alla 5ª edizione, sulla lotta e sensibilizzazione alle mafie dedicata agli istituti di scuola secondaria superiore per il prossimo anno scolastico. Queste nuove generazioni, che saranno magari imprenditori o professionisti, avranno modo e l'opportunità di capire cosa succede e come si può prevenire l'infiltrazione della mafia e del malaffare in un sistema produttivo come quello veneto, un sistema molto importante con tante imprese e con tanti cantieri che si stanno aprendo e che sono aperti. 2.600 studenti, 119 classi, 28 istituti tra le province di Venezia, Treviso, Padova, Belluno e Rovigo che hanno partecipato alla 4ª edizione, con 68 eventi organizzati, di cui 10 conferenze spettacolo. Il percorso rientra nell'ambito del protocollo d'intesa firmato dalla sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Libera e Union Camere Veneto. Abbiamo anche avuto la possibilità di portare alcune classi in aula di giustizia a seguire alcuni processi, uno a Verona e uno a Venezia, in tema di mafia, e quindi i ragazzi hanno potuto anche toccare con mano cosa comporta lo sviluppo di un processo penale per questi casi, per questi temi, e quindi meglio comprendere le difficoltà che ci sono attorno alla presenza mafiosa nel nostro territorio. Di sanzioni ne facciamo veramente molto poche. Teniamo presente che su 180.000 imprese iscritte in tutta Italia le segnalazioni sono 62, 63, sono sotto lo 0,1%, quindi veramente molto poche. Però quello che succede fuori da noi, questo compete alle forze dell'ordine. Noi quello che vogliamo fare è diffondere con questo progetto la legalità. Fondamentale nella lotta alle infiltrazioni mafiose il coraggio di segnalare e denunciare. È uno dei problemi che bisogna risolvere, nel senso che l'imprenditore quando è in difficoltà non ha il coraggio di parlare delle proprie difficoltà con chi potrebbe dargli una mano. Potrebbe essere la Camera di Commercio, il comune, il parroco o un'istituzione qualsiasi che è tenuta alla riservatezza. E ora qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. In primo piano ora l'aeroporto Marco Polo di Venezia, perché si è concluso il dibattito pubblico sul masterplan presentato da Sevi SPA. 9 incontri, 4 pubblici e 5 specialistici con categorie economiche, organizzazioni sindacali e del lavoro, enti ed operatori aeroportuali, ordini professionali, associazioni ambientaliste e comitati. In 2 sedute è stato inoltre coinvolto il Consiglio Comunale di Venezia. E ora cambiamo argomento, lo sapete, oggi pomeriggio i funerali di Silvio Berlusconi. Grazie per aver dedicato la tua vita al tuo paese, alla tua famiglia, allo sport e ai tuoi collaboratori. Venezia e l'Italia ti ringraziano. Questo è il messaggio, accompagnato da una fotografia di Silvio Berlusconi, appare in questi giorni sulla Hybrid Tower di Mestre. Lo spazio è stato acquistato come omaggio all'ex premier dagli assessori comunali Michele Zuini e Renato Boraso. Istituire anche a Venezia la figura del sindaco notturno, come a Londra e New York. Questa è la proposta del Partito Democratico. Sentite. Il sindaco della notte per il Comune di Venezia. La proposta è lanciata dal Partito Democratico anche alla luce dei problemi di ordine pubblico che si verificano in Laguna come nell'entroterra. Una carica amministrativa che si concentri sulla specifica gestione della città in determinate fasce orarie. È una figura che è presente in molte città d'Europa e d'Italia, pensata per occuparsi della vita notturna, cioè dalle 18 alle 6 del mattino, a 360 gradi di ciò che accade nella fascia notturna. Non è una figura legata propriamente alla movida, ma appunto pensa a 360 gradi ciò che accade nella fascia della movida. Era il 2012 quando Amsterdam istituì per prima la carica di sindaco della notte. Da allora, attraverso figure monocratiche o commissioni ristrette, la pratica si è estesa ovunque, da New York a Berlino, da Parigi e Londra a Rio de Janeiro e Buenos Aires, ma anche in località prettamente turistiche come Ibiza o Mykonos. Perché, dice il Partito Democratico, non farlo anche a Venezia? Una delle deleghe proposte dal Partito Democratico è appunto il sindaco della notte, cioè una figura che si focalizzi solo e soltanto nella gestione della fascia notturna.
È evidente che non può da solo risolvere il problema della sicurezza, è evidente che c'è bisogno di più controlli, che c'è bisogno di un maggiore presidio, è evidente che bisognerebbe cambiare la normativa romana. Ciò nonostante l'amministrazione nel frattempo può agire e può agire per la prima volta per il residente. La figura del sindaco della notte non a caso è pensata per le grandi città che hanno un problema nella fascia notturna. Ve l'abbiamo raccontata in diretta, una festa di Sant'Antonio da record per Media Nord-Est. È un record storico quello che ha fatto registrare ieri Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, per l'appuntamento con la festa di Sant'Antonio. Una lunga diretta per portare nelle vostre case tutte le emozioni di una giornata che ha unito fedeli, pellegrini e telespettatori in 800.000 davanti alle 3 TV del nostro network, che conferma ancora una volta la propria leadership assoluta nel panorama delle televisioni locali per ascolto medio certificato Auditel. Rete Veneta, prima televisione assoluta per ascolti, con 330.000 persone che hanno seguito le celebrazioni sul canale 14, e questo risultato straordinario si riflette sul grafico degli ascolti diffuso dall'Auditel, che certifica quotidianamente i dati delle emittenti venete. Un evento che milioni di fedeli in tutto il mondo hanno potuto vedere anche sui social del Santo, grazie proprio al lavoro di Media Nord-Est, che fin dalle 5:30 del mattino ha seguito e raccontato in diretta ogni fase dei festeggiamenti del 13 giugno. Sant'Antonio è uno di famiglia. È uno proprio di famiglia. Sentirsi e farvi sentire in famiglia. Questo è ciò che volevamo trasmettere e questo è ciò che voi avete percepito. Emozioni che hanno bucato lo schermo, un'unione fortissima che ribadisce ancora una volta la solidità del rapporto tra Sant'Antonio e il suo popolo e tra le nostre emittenti e la gente. Eccola l'analisi della giornata televisiva di martedì 13 giugno grazie ai dati certificati Auditel, la cui distribuzione è molto chiara. Sempre nettissima la differenza nel confronto diretto tra Rete Veneta e Telechiara del gruppo Videomedia, le 2 TV che trasmettevano in diretta l'evento. Come si può vedere chiaramente dal grafico Auditel, l'attenzione dei veneti davanti alla TV si è concentrata quasi esclusivamente su quanto lo sforzo di giornalisti, operatori, tecnici e registi del gruppo Media Nord-Est ha permesso di portare nelle vostre case. La devozione ha unito in un grande abbraccio un intero popolo, un rapporto che non ha eguali e che abbiamo avuto l'onore di poter raccontare anche quest'anno, premiati da quanti hanno voluto tributare un pensiero, una preghiera, un atto di devozione anche da casa, un'emozione grande anche per noi. E da Venezia è tutto, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Poche novità dal punto di vista meteorologico, tempo buono ma con qualche disturbo in alcuni settori. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 15 giugno mostra il consueto soleggiamento in pianura con cielo poco nuvoloso, ma ci mostra anche una maggiore variabilità in montagna con alcuni temporali di calore sulle Dolomiti. Temperature in aumento lieve, minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio sulle Alpi e localmente anche in pianura. Temperature minime sui 15-18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, ma nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.